Quello di operatore del legno al centro di San Salvatore è un corso triennale di istruzione e formazione professionale che ha validità scolastica e conferisce una qualifica professionale che è valida come i primi 3 anni di media superiore. Dal punto di vista della qualità didattica, del livello dei contenuti e della varietà delle proposte del settore, quello proposto dal Villaggio del Ragazzo è all'avanguardia tra i 3 corsi esistenti in Liguria. Il livello qualitativo della didattica del villaggio è sempre altissimo, anzi col tempo devo dire si è anche molto implementato. Questi corsi sono corsi che, come tutti i triennali, hanno validità scolastica, danno una qualifica professionale che è valida come i primi 3 anni di media superiore. Può dare l'accesso al 4º anno anche, che facciamo di solito qui al villaggio, oppure può dare l'accesso a un 4º e 5º anno in una scuola tecnica o una scuola di Stato per l'accesso all'esame di maturità finale. Gli operatori formati in questo settore si occupano di lavorazioni del legno e affini per la costruzione e posa di manufatti, in particolare mobili anche ad incasso ed elementi di completamento, nonché eventualmente rifiniture interne e altri prodotti in legno prevalentemente per arredi civili. Il livello di nozioni acquisite offre le basi necessarie per l'inserimento lavorativo. Sono un ex allievo del Villaggio del Ragazzo. E da 3 anni circa ho aperto la mia piccola attività artigianale di cui mi sono innamorato, è la mia passione ed è diventato anche un lavoro. Ciò che mi appassiona di più nel mio lavoro è sicuramente lavorare con legno, quindi cioè partire da una tavola grezza e trasformarci in qualsiasi cosa, che può essere un mobiletto, che può essere un'antina, quello che richiede il cliente. Un'altra cosa che mi piace molto è il rapporto col cliente, ovvero andare con lui, prendere misure, guardare, consigliargli se si può.